Ad uccidere il dottor Roberto Bianco, il cardiochirurgo del centro Gallucci, trovato morto nel suo studio all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, sarebbe stato un malore. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari per le esequie che verranno fissate a breve. Non c'è stata dunque l'autopsia legale, ma in ospedale è stato comunque fatto un esame autoptico che ha accertato un cedimento del cuore. Il cuore che lui per tutta una vita ha curato nei suoi pazienti l'avrebbe beffato all'improvviso senza lasciargli scampo. Il ritrovamento del corpo del dottor Bianco, 61 anni, responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva post-operatoria, è stato fatto lunedì sera da un collega del centro Gallucci che ha dato l'allarme, ma nonostante sul posto l'intervento dei medici sia stato immediato, per il cardiochirurgo non c'era più nulla da fare. Accanto al suo corpo 2 compresse per l'ipertensione di cui soffriva. La polizia, intervenuta sul posto, aveva escluso fin da subito la morte violenta per mano di terzi. Tutto lasciava pensare ad un malore, ipotesi confermata dagli accertamenti condotti dai colleghi dell'azienda ospedaliera. Questa perdita appunto tragica, improvvisa, per cui la nostra vicinanza veramente più sentita ai familiari e naturalmente anche ai colleghi della cardiochirurgia. È un evento assolutamente inaspettato, anche perché abbiamo visto il dottor Bianco non più di qualche giorno fa presentare il progetto assieme al professor Gerosa dell'ECMO in ambulanza, quindi un professionista capace, sempre presente in azienda, sempre pronto a dare una mano, a dare le risposte ai pazienti e che lascia sicuramente un vuoto pesante.